Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buona giornata da Focus TG. È una strage senza fine quella provocata dagli incidenti stradali. Vediamo l'ultimo della serie in questo titolo del Gazzettino. Eccolo qua, un attimo solo. Tamponato da un'auto pirata, cade dallo scooter e viene travolto da un'altra vettura, un uomo che è morto a 46 anni e ancora un fine settimana di sangue sulle strade con un'altra vittima in provincia di Padova a Rubano. Giorgio Violato aveva 35 anni, è morto in sella alla sua moto nello scontro con un'auto. È indagata per omicidio stradale la donna di 44 anni di origine moldava che la notte tra venerdì e sabato è rimasta coinvolta nell'incidente dove ha perso la vita il 35enne Giorgio Violato di Rubano. La donna è stata sottoposta ad alcol test risultato negativo. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, ha impattato con la macchina guidata dalla donna che risulta residente a Lecco. Sarà lei a raccontare agli agenti quello che è accaduto. L'incidente è avvenuto tra via Chiesa Nuova e via Mazzini, al confine tra Padova e Rubano, all'altezza del semaforo del centro commerciale Brentelle. Inutili disperati tentativi di rianimare Giorgio Violato da parte dei sanitari del SUEM. Un giovane conosciuto e molto amato Giorgio Violato, originario di Albignasego, dove vive la famiglia, da qualche anno si era trasferito a Rubano. Impiegato in un'azienda della zona, Giorgio era uno sportivo appassionato di calcio, tiro con l'arco e atleta della palla tamburello nella specialità del gioco sulla sabbia. Servizio di Chiara Gagliani ed è ovviamente l'apertura del mattino di Padova. Ecco, vedete la foto della vittima, il tamburello, l'arco e la musica hardcore. Chi era Giorgio, il giovane morto in moto a Rubano. E sono 24.000 multe in un mese elevate per infrazione al limite di velocità di 50 km piovute ai cittadini che sono transitati lungo la strada 307 a Cadoneghe. Siamo sempre nel Padovano. 2 gli autovelox fissi entrati in funzione a fine giugno. Il comune si difende, l'associazione Alt Velox prepara 100 ricorsi e nonostante i radar però gli incidenti non si fermano. 24.000 multe dal 23 giugno e la previsione che il trend non diminuisca, tanto che il €1.000.000 che dovrebbe entrare nelle casse del comune di Cadoneghe se ne aggiungerebbe un altro entro fine anno. Hanno risparmiato pochi automobilisti 2 autovelox fissi installati lungo la strada regionale 307 del Santo all'altezza del chilometro 6+150 vicino all'incrocio con via Donizetti e del chilometro 7+057 nei pressi di un noto locale. Attivi 24 ore su 24, il limite massimo consentito per transitare su questa strada è di 50 km orari, essendo centro abitato. Al centro della bufera il comune, guidato dal sindaco Marco Schiesaro, attaccato sui social anche da rappresentanti istituzionali di comuni vicini. Il primo cittadino illustra i passaggi, 2 esposti firmati dai cittadini residenti nell'area, il via libera del prefetto, la documentazione di passaggi anche 100 km orari lungo la strada. Mentre i postini indaffarati continuano a consegnare multe e molti abitanti ne stanno ricevendo anche 6 o 7, già un centinaio di persone si è rivolto all'associazione Alt Velox che sta mettendo a punto un centinaio di ricorsi, come spiega Gian Antonio Sottile. Manca un piano urbano del traffico del comune e la strada è priva di banchina. Faremo gli accessi agli atti e partiranno gli esposti in procura. E anche a Treviso un altro incidente accaduto sul PUT, un giovane ubriaco fradicio alle 8:30 del mattino è uscito di strada abbattendo un semaforo. Per miracolo non c'è stato nessun ferito. Il comandante della polizia locale Andrea Gallo dice ogni giorno è un bollettino di guerra, in 6 mesi più 14% degli incidenti in città a Treviso.
Un'auto che alle 8:30 del mattino esce di strada e piomba sul semaforo di Varco San Bartolomeo. L'ennesimo incidente di una settimana nera per Treviso vede protagonista un 31enne della provincia di Pordenone che, sottoposto all'alcol test dalla polizia locale, è risultato avere un tasso superiore ai 2 grammi per litro, ubriaco fradicio. Gli operatori hanno chiesto da dove provenisse, ha confermato, facendo anche un po' fatica a parlare, immaginiamo lo stato di ubriachezza, quindi fortunatamente è stato bloccato. Quindi proveniva, diceva, da Jesolo, da una festa a Jesolo, si era fermato comunque in un paese vicino a Treviso per continuare i festeggiamenti e ha preso completamente il palo semaforico. È andata bene perché nessuno si è fatto male, ma poteva andare ben peggio considerando che in quello stato il 31enne ha percorso oltre 40 chilometri. Pensiamo il pericolo, questa bomba che è partita da Jesolo ed è arrivata fino a Treviso. Fortunatamente il destino ha voluto che in quel momento in cui questa persona è fuoriuscita di strada non ci fosse nessuno, perché lì tra l'altro c'è anche un passaggio pedonale, non c'era nessuna bicicletta, nessun pedone, per cui diciamo che un po' di fortuna ha aiutato non solo questo signore, ma diciamo le persone che a quell'ora possono circolare, ce ne sono ancora tante che girano alle 8:30 in quella zona lì, che è una delle zone veramente più frequentate di Treviso. Per il 31enne patente ritirata, auto sequestrata, verrà poi confiscata e segnalazione all'autorità giudiziaria. Dall'analisi dei dati della polizia locale emerge nei primi 6 mesi di quest'anno un incremento del 14% degli incidenti, dai 202 del 2022 ai 230 del 23. È veramente un bollettino di guerra. Teniamo conto che, tra l'altro, come ho letto, molti veicoli coinvolti sono i cosiddetti utenti vulnerabili, quindi pedoni e ciclisti. Una novità rispetto all'anno scorso è il coinvolgimento e un incremento del 200% di veicoli elettrici, parlo ad esempio di monopattini. L'altro fronte che vede impegnata la polizia locale nella città di Treviso è quello di Piazza Borsa, con il presidio fisso delle forze dell'ordine deciso dopo il vertice di mercoledì in prefettura. Ancora intemperanze stamane al PAM, con un giovane che urlava, voleva delle birre, urinando poi sotto il portico, e parapiglia anche ieri pomeriggio con un gruppetto di ragazzini molesti. All'arrivo dei vigili uno è scappato e la gente nel rincorrerlo è inciampato sul porfido. Il ragazzino è stato poi identificato e verrà convocato in comando con i genitori. Quello che allarma è l'età dei protagonisti. Nei controlli di ieri, quella decina di ragazzi che sono stati poi identificati tutti, gran parte erano tredicenni. Quindi qui ci domandiamo veramente le famiglie dove sono. Le famiglie dove sono è una domanda che ci poniamo spesso. Un altro incidente provocato in questo caso però da un guasto ai freni, un camioncino della Contarina è finito dentro ad un negozio. Per fortuna non ci sono stati feriti. Vediamo. È andata bene, soprattutto perché qua spesso ci sono bambini che escono correndo e se succedeva poteva succedere veramente un dramma, hai capito? Perché il mezzo senza autista era allo sbaraglio. Dalla piazzetta qui Monte di Pietà fino a qui, ha capito? Fino a qui, quindi saranno 15-20 metri. È stata una traiettoria tutto sommato breve, ma che poteva avere conseguenze ben peggiori, quella di un camioncino della Contarina, pochi secondi in cui il mezzo senza conducente ha percorso la leggera discesa di via San Vito in pieno centro storico a Treviso, andando a sbattere contro la vetrina della merceria Il Paradiso delle Donne, mandandola in frantumi. Da una prima ricostruzione sembra che l'addetto della nettezza urbana fosse sceso per recuperare un bidone da scaricare quando il mezzo si è mosso, forse per un guasto meccanico. Questo spiegherebbe la perdita consistente in strada di olio frenante, mentre tra commercianti e residenti il sospiro di sollievo è collettivo. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale. E a quanto pare deve essersi sganciato probabilmente il freno, da come dicevano, insomma. Il tempo si è stabilizzato e i meteorologi non escludono che ci possano essere altre perturbazioni verso fine settimana, ma nel frattempo si contano i danni nel Padovano per il colpo di coda di questo weekend. Vediamo il servizio di Chiara Gaiani. Annunciato, è arrivato puntuale nella notte tra sabato e domenica il nuovo violento fronte temporalesco che ha lasciato una nuova scia di danni, colpendo in particolare l'Alta Padovana. Ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche un semaforo è andato in tilt, un albero è stato sradicato in un parco pubblico. Qui sono state circa 500 le utenze rimaste prive di energia elettrica fino alla mattinata di domenica.
Un albero è caduto anche lungo la ciclopedonale Ostiglia a Piombino Dese. A San Dono di Massanzago sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere questo grosso fusto abbattutosi in via Roma, dove ha tranciato le linee telefoniche e quelle della corrente elettrica. Nel frattempo continua da parte dei comuni la stima dei danni. L'EBAV, l'ente bilaterale per l'artigianato a cui aderiscono le associazioni come CNA, ha messo intanto a disposizione delle aziende una prima linea di sostegno con un ristoro pari al 10% del danno documentato per importi da 500 a un massimo di 10.000 euro. È colpito duramente anche il Basso Vicentino, gravi danni a Longare. Ci colleghiamo in diretta con Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nel comune di Longare in compagnia del sindaco Matteo Zennaro per parlare di maltempo, perché nella notte tra sabato e domenica il Basso Vicentino è stato flagellato non tanto dalla grandine quanto dal forte vento e dalle piogge. Il comune che oggi conta i danni maggiori è proprio Longare. Qual è la stima dei danni e quali sono stati? Sì, buongiorno ovviamente. I danni sono davvero pesanti, ho utilizzato un termine corretto che è flagellato. Il nostro territorio in questo momento stiamo registrando ovviamente di ora in ora una serie di danni e di criticità. Una prima stima, per quanto approssimativa questa possa essere, non va a meno dei 500.000 euro di danni, quindi una situazione davvero pesante per quanto riguarda smottamenti, interruzione di viabilità, caduta alberi e numerosi cartelli stradali divelti, quindi una situazione di grossa problematica. Ecco, lei ha dovuto anche firmare delle ordinanze perché le strade non erano accessibili. Sì, assolutamente, abbiamo dovuto firmare delle ordinanze di somma urgenza proprio per interrompere la viabilità. Le strade purtroppo non sono percorribili, sono in uno stato di grosso pericolo. E poi diciamo la peculiarità è quella che è caduta la croce del campanile proprio sopra l'auto del parroco. Questo purtroppo è un fatto che abbiamo registrato, che è davvero spiacevole, e uno dei numerosi episodi di questo assurdo maltempo che si è verificato in queste ore. Ecco, adesso state un po' ripristinando il tutto, ma parliamo di parchi giochi dei bambini completamente distrutti dagli alberi che sono caduti, e poi anche sul campanile dovrete intervenire. Ma probabilmente sul campanile dovrà intervenire la parrocchia. Sì, noi abbiamo registrato numerose criticità nelle aree verdi, nelle viabilità, in numerose strade del nostro territorio, quindi in questo momento siamo già all'opera con numerose squadre di intervento proprio per ripristinare e limitare i disagi alla cittadinanza nel breve tempo possibile. Ecco, io ringrazio il sindaco di Longare e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini, oggi in regia Francesco Cerone e Fabio Falliero. Vediamo ancora sul maltempo cosa è accaduto a Treviso, in particolare nella Marca, a Casale e a San Biagio di Callalta, con pioggia, forte vento, ma questa volta niente grandine. Stanotte alle 3:30 mi sono svegliato dal forte vento e da rumori, pensavo ci fossero, non so, qualcuno che camminava, perché ho sentito i vasi delle piante cadere da sopra, non so, e sono uscito e ho visto, tra virgolette, il finimondo, perché un vento pazzesco stanotte. Pensavo una tromba d'aria, giuro. Vento sicuramente, una sorta di bomba d'acqua, però insomma danni almeno da noi non ne ha fatti. Questo è quello che ho visto. È da aver paura. Bisogna stare allerta sempre. È stata l'ennesima nottata di maltempo nella Marca, con nubifragi molto forti che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio. A Casale sul Sile la maggior parte della popolazione è stata tirata giù dal letto verso le 4 del mattino, limitati però i danni. Qui in via Vecchia Trevigiana un albero è caduto sui cavi elettrici, blackout pur temporanei hanno provocato problemi agli impianti di aspirazione. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcuni allagamenti. Allertata, come conferma il sindaco Stefania Golisciani, anche la protezione civile.
Immediate le operazioni di ripristino, come nella zona del Restival, la Kermesse di Casale, dove le mamme dell'istituto comprensivo, reduci dai danni riportati nell'ultima ondata di maltempo con tanto di libri e giochi andati distrutti, sono corse ai ripari. Abbiamo deciso proprio ieri sera, guardando le previsioni del meteo, di raccogliere tutto il materiale che noi esponiamo per la vendita nelle varie macchine, quindi nelle nostre 4 macchine di 4 mamme. Abbiamo raccolto, posizionato tutto il materiale, l'abbiamo tenuto e poi adesso lo stiamo riponendo e stiamo riallestendo la bancherella per questa sera. Un motivo in più per contribuire alla causa dell'associazione per l'acquisto di materiale didattico. Assolutamente, veniteci a trovare questa sera, abbiamo tantissimi oggetti molto carini che vanno dai libri a giochi, anche grembiolini, a cose utili per l'infanzia, per l'alimentare e anche per i ragazzi delle medie. Luca Zaia con il ministro della Cultura Sangiuliano visitano il ghetto ebraico. La linea subito ad Anna Maria Parisi. Ecco, sono appena arrivati il ministro Sangiuliano con il presidente di Regione Luca Zaia. Vediamo, stanno facendo la foto di rito anche con Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia, e con l'assessore regionale alla cultura. Dunque la ragione per questa visita, una visita istituzionale per mostrare al ministro Sangiuliano il punto dei lavori in atto qui al ghetto per quanto riguarda il restauro del museo. Adesso sentiamo se con le immagini di Sandro Ponchio riusciamo a intercettare anche il parlato di Calimani con il ministro Sangiuliano. Prima di andare per il giornalista, un po' di limonata, qualcosa di fresco qua. Ecco, il presidente della comunità ebraica Dario Calimani sta chiedendo se, vista l'arsura della giornata, se gradiscono qualcosa da bere, una limonata o qualcosa. Ho già pregato di essere attinenti al tema, ecco, di questa visita che per noi è fondamentale e importante. Ecco, dunque una visita di fondamentale importanza, ha appena detto il presidente della comunità ebraica Dario Calimani. È veramente un pezzo di storia importantissimo. Un pezzo di grande storia ebraica europea. Sì, ma poi avete dato alla cultura europea dei punti veramente fondamentali. Questo è il primo ghetto di insediamento, no? Dove sono arrivati gli ebrei tedeschi, polacchi, cioè di origine est europea. Quindi andiamo alla sinagoga tedesca, cantiere. Andiamo alla tedesca che è proprio Ciao, come stai? cantiere. Piacere vederti. Buongiorno. Poi andiamo alla Canton e poi all'italiana che è quella restaurata recentemente. Poi vi faccio vedere le 2 maggiori rapidamente con qualche notazione interessante e anche qualche scoperta di 12 milioni e 8. Di itinerario segreto. Anche 14 se vuoi. Ma ne verremo a capo, giusto ministro? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ecco, ministro Sangiuliano, buongiorno, permette una domanda. Dunque una visita istituzionale per verificare il punto sullo stato dei lavori del cantiere e anche insomma una visita fortemente anche caldeggiata dal presidente di Regione Luca Zaia, ci diceva prima il dottor Calimani, e Venezia è sempre nel suo cuore. Assolutamente sì, in 8 mesi è la 4ª volta che vengo a Venezia, ma vorrei dire una cosa che ritengo importante. Io ho letto abbastanza sulla storia della comunità ebraica di Venezia, ho letto i libri dell'omonimo del presidente, di Riccardo Calimani, che poi è stato anche un autorevolissimo collega, giornalista e saggista. Ed è una storia appassionante che ci fa capire quanto questa comunità abbia dato in termini di contributi fondamentali a tutta la cultura europea e ovviamente alla cultura italiana, di cui sono un pilastro assolutamente importante. Poi lo raccontavo
al Presidente. Tempo fa lessi una biografia di Benjamin Disraeli, il grande primo ministro britannico, che fu fra i collaboratori, diciamo, della monarchia e fu colui il quale lavorò alla costruzione del grande impero britannico. Poi il professore è certamente più edotto di me in materia, e mi ha colpito che Disraeli veniva da questa comunità, e quindi è una grande storia. Questa grande storia adesso va onorata con interventi fattivi. Io ringrazio il Presidente per aver organizzato questa giornata e questa visita, che mi arricchisce innanzitutto da un punto di vista spirituale e culturale, e poi sono pronto come Ministero ad essere a fianco di tutte le iniziative che si vorranno andare a intraprendere per dare a questo luogo, come dire, quello che merita, quello che la sua storia merita. Essere a fianco vuol dire 2,5 milioni per terminare i lavori e concludere l'intervento. Secondo lei il Ministero e il Governo può aiutare? Assolutamente sì, adesso troveremo la linea dove allocare la richiesta di queste risorse, lo faremo. Fra l'altro voglio dire una cosa, voi lo sapete, no? Io ho finanziato con una legge ad hoc che ho portato in Parlamento e che è stata approvata per il momento al Senato, spero che venga approvata alla Camera, il Museo della Shoah, che altri avevano, diciamo, teorizzato, ma poi nessuno aveva scritto carta e penna un progetto, un disegno di legge che è già passato in un ramo del Parlamento. Sto finanziando dei grandi progetti, un restauro, un restyling della sinagoga di Milano, quindi mi pare che la mia sensibilità sia abbastanza netta e chiara. Per il suo Dicastero teme qualche distrazione dal PNRR? Qualche opera che non sarà finanziata? Qualche preoccupazione? No, guardi, non io, ma organismi indipendenti dicono che sulla cultura il PNRR è avanti a tutti quanti in Europa. Il progetto Borghi va bene, noi monitoriamo giorno dopo giorno. L'altro ieri abbiamo fatto una riunione di tutti i sindaci del Lazio che sono interessati al PNRR, verrò qui con tutti i tecnici del Ministero e con il Presidente Zaia faremo un'altra riunione dedicata al Veneto. Per quanto attiene alla cultura stiamo facendo tutto quello che è stato programmato. Tra l'altro io l'ho detto dall'inizio, ovviamente questo PNRR cultura non l'ho disegnato io, l'ha disegnato il mio predecessore. Però io penso che in uno Stato serio chi subentra deve farsi carico di quello che è stato preparato prima. Quando facevo il giornalista come voi mi occupai della metropolitana di Bologna e ogni sindaco che arrivava cambiava il progetto della metropolitana di Bologna, conseguenza la metropolitana a Bologna non c'è. Quindi noi dobbiamo avere, come dire, la responsabilità degli atti amministrativi, quello è il PNRR e io mi impegno a portarlo avanti. Senta, a proposito di questi finanziamenti, il Ministero della Cultura aveva appunto dato un finanziamento. Il Ministro Sangiuliano, il Presidente Luca Zaia e anche l'assessore Cristiano Corazzari al ghetto di Venezia per una visita istituzionale. Andiamo avanti con la cronaca, poi torneremo a Venezia. Procedono a ritmo serrato e a tutto campo le indagini dei carabinieri della compagnia di Abano Terme per individuare la banda di ladri che ha svaligiato un'azienda di borse a Pernumia, un ingente bottino e soprattutto un comando molto bene attrezzato che ha bloccato addirittura le strade per favorire il colpo. Ladri professionisti che hanno agito con precisione mettendo in campo un'azione preparata nei minimi dettagli e caccia alla banda degli 11 malviventi che la notte tra il 27 e il 28 luglio hanno assaltato e svaligiato la sede della CNT Pelletterie Bergamasco di Pernumia, facendo incetta di centinaia di borse prodotte per marchi di alta moda, un bottino che si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro. I carabinieri di Abano Terme stanno visionando le telecamere della videosorveglianza dell'azienda e quelle del comune di Pernumia. In particolare si cerca ancora un furgone Ducato rubato ad un panettiere del paese. È l'unico mezzo che ancora non è stato ritrovato. Le altre 6 auto usate per sbarrare le vie d'accesso alla zona industriale e per sfondare cancello e portone sono state tutte abbandonate dalla banda. L'assalto è durato pochi minuti. I ladri hanno anche tagliato le gomme di tutte le auto parcheggiate all'interno della ditta. Poi sono entrati e hanno fatto incetta di borse. Erano tutti vestiti con tute bianche tipo quelle usate dai medici e avevano una
una torcia in fronte. Difficile poter vedere i loro volti. Si indaga dunque nei dettagli per capire se abbiano commesso qualche passo falso. I carabinieri hanno anche sentito Gabriele Bergamasco, il titolare dell'azienda, insieme ai figli, il primo ad accorrere fuori e a veder fuggire i ladri che quasi lo hanno travolto con le vetture. Lui li ha sentiti parlare e forse potrebbe aver riconosciuto qualche accento particolare. Tempo di vacanze, ovviamente i ladri che tornano in azione e che hanno compiuto una raffica di furti nella Marca trevigiana. Ci colleghiamo in diretta con Daniela Sizia dal comando dei Carabinieri di Treviso. A te la linea. Buongiorno direttore, buongiorno anche ai telespettatori. Lo hai detto tu, parliamo di furti, noi siamo all'interno della centrale operativa del comando dei Carabinieri di Treviso, lo vedete, gli operatori sono al lavoro, operatori che salutiamo ovviamente, e accanto a me il tenente colonnello Marco Turini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri. Buongiorno. Buongiorno a lei, ai telespettatori e al direttore. Parliamo di furti, l'hai detto tu direttore, furti che purtroppo lo sappiamo in estate è un fenomeno che è sempre più in aumento, furti li abbiamo visto anche ieri un po' in tutta la Marca, da Roncade a Preganziol a Paese, e ovviamente i malviventi cercano le case dove le persone sono andate in ferie, sono uscite, oppure anche quando magari le persone lasciano le finestre aperte, le porte aperte per il caldo. Comandante, un fenomeno questo che purtroppo in estate, si sa, ogni anno è in aumento. Sì, infatti stiamo orientando il nostro sforzo, il nostro dispositivo territoriale proprio su questa tipologia di reati, sapendo che i malviventi, come lei diceva, approfittano molto spesso ovviamente di case e aziende al momento disabitate, proprio perché in corrispondenza di questo periodo di vacanza. Ecco, ci sono zone maggiormente colpite rispetto ad altre? Sicuramente il fatto di poter agire indisturbati, magari in zone residenziali o presso abitazioni più isolate, potrebbe essere questa sicuramente un'indicazione. Ecco perché in generale occorre, secondo me, agire su più fronti, innanzitutto cercando di attivare una buona collaborazione, un buon rapporto di vicinato. Del resto le iniziative di tanti comuni, queste zone di controllo del vicinato, vanno proprio in questo senso, no? Verso una sicurezza partecipata, quindi un'attenzione un po' di tutti i residenti nel segnalare appunto presenze e movimenti sospetti, e poi ecco il 112 che deve essere visto come un numero di emergenza da contattare non solo purtroppo quando si verificano questi fatti, ma anche nel momento in cui, ecco, in maniera preventiva si notino delle situazioni che possono essere per noi di interesse. Questo ci aiuta tantissimo nell'orientare il nostro dispositivo, ed ecco perché, ripeto, simbolicamente oggi vi ho voluto invitare qui appunto presso la centrale operativa, che è un po' il cuore pulsante del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso. Ecco, ovviamente la collaborazione, l'abbiamo detto, con i cittadini è fondamentale. Sì, è fondamentale avere un buon rapporto di vicinato, segnalare ai propri vicini quando ci si allontana, in modo che gli stessi possano fungere un po' da fare un po' questa attività di vigilanza. E poi l'attenzione nel magari non ripetere meccanicamente determinati gesti, ma anche nel momento in cui ci si allontana da casa, anche per brevi periodi, ricordarsi sempre di chiudere porte e finestre e adottare insomma quelle minime precauzioni, così per in qualche modo difendersi, attuare delle prime misure di difesa rispetto a questi reati. E ovviamente, direttore, insomma, lo dicono sempre, lo consigliano sempre, evitare di scrivere sui social che si sta andando in vacanza, che la casa quindi ovviamente in quel momento è disabitata, perché questo ovviamente non lo vedono solo gli amici, ma lo vedono anche i malviventi. Adesso avete rafforzato ovviamente i controlli qua nella Marca. Sì, sicuramente sono controlli incrementati sulle strade, perché inevitabilmente, tra l'altro, assistiamo a un elevato movimento di persone e anche di turisti. Ecco, la nostra provincia, la nostra regione ovviamente ha una vocazione turistica, e quindi da questo punto di vista aumentiamo la nostra presenza sulle strade, anche per cercare ovviamente di contrastare, ahimè, purtroppo la piaga degli scontri stradali, degli incidenti, dei sinistri stradali,
dove pure siamo veramente impegnati frontalmente. Però la nostra presenza sulle strade serve anche a intercettare, ripeto, quei soggetti che spesso si tratta appunto di persone che si muovono sui territori in maniera, sono molto mobili sul territorio, ecco, intercettarli e anche qui cercare di impedire che appunto questi eventi criminosi possano essere perpetrati. Grazie comandante, ovviamente indagini in corso per cercare di identificare proprio le bande che hanno colpito di recente quindi la Marca. Direttore, da Treviso è tutto, ti restituisco la linea. Grazie molte a Daniela Sizia Coronello Turrini e andiamo a Padova perché oggi la Ministra per le riforme Maria Elisabetta Casellati è andata a Padova a trovare il carabiniere che era stato investito da uno stalker, investito con l'auto, ferito gravemente. Lo stalker a sua volta era stato ucciso da un commilitone del carabiniere investito. Sentiamo, collegata da Padova, Valentina Visentin. Sì, buongiorno dall'azienda ospedaliera di Padova. Si è appena conclusa la visita del ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati al carabiniere che è rimasto ferito il 14 luglio scorso in vicolo Castelfidardo, dove era intervenuto per controllare uno stalker che era andato a far visita alla moglie nonostante un divieto di avvicinamento. Lo stalker lo ha investito ferendolo gravemente alle gambe. Un altro collega del militare ferito ha fatto fuoco uccidendo poi l'uomo di 55 anni. Oggi, dopo essersi svegliato dal coma farmacologico qualche giorno fa, il militare ha ricevuto la visita appunto del ministro Casellati insieme al prefetto e al generale, al comandante interregionale dei carabinieri. Io non mollo, queste le prime parole, ce lo ha detto il ministro Casellati, che ha definito angeli i due carabinieri, ma sentiamo proprio le parole del ministro Casellati. Bene, sono andata a visitare il carabiniere che per fortuna è uscito da una situazione molto critica. C'era la famiglia, a cui ho espresso la mia vicinanza, anche il mio affetto, devo dire, per una famiglia e per un figlio che ha rischiato davvero la vita. Ma c'era anche l'altro carabiniere, quello che ha dovuto sparare per salvare il carabiniere che stava per essere accoltellato, ed è un ragazzo giovane che si è trovato di fronte ad una situazione difficile e che non ha potuto che fare quello che ha fatto, e salvando l'altro carabiniere da una morte certa e salvando probabilmente anche in questo modo la compagna, moglie, quello che era e la figlia, che questa persona era andata all'evidenza con l'intenzione di uccidere. Quindi noi abbiamo avuto per fortuna due carabinieri che hanno dato la dimostrazione di come davvero siano quelli che tutelano tutti i giorni i cittadini. Sono un esempio e il loro agire è un messaggio per tutta la popolazione, perché senza di loro davvero, persone come loro, la nostra città sarebbe meno sicura. Questi ragazzi hanno dimostrato, loro hanno rappresentato in questo caso la prevenzione, perché con il loro agire hanno davvero fatto sì che non ci fosse un altro femminicidio. Io li considero entrambi degli eroi, gli angeli custodi di questa città, ma gli angeli custodi di una popolazione che ha bisogno di loro. Avete sentito dunque le emozioni raccontate dal ministro Casellati. Il carabiniere ferito resta ricoverato nel reparto di chirurgia vascolare qui dell'azienda ospedaliera di Padova, dopo essere stato sottoposto a ben 3 interventi chirurgici per poter riprendere la funzionalità di entrambi gli arti. Oggi presente alla visita anche il carabiniere che quel giorno ha sparato per difendere il collega e che appunto ha potuto rincontrare il collega, si sono stretti la mano e scambiati
scambiate qualche sguardo di vicinanza. Una visita davvero emozionante, quella che ci hanno descritto i rappresentanti delle istituzioni. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molto a Valentina Visentin. Passiamo al reddito di cittadinanza con le opposizioni all'attacco del governo per la fine del reddito di cittadinanza, la fine annunciata con un SMS a 169.000 famiglie in Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo la nostra redazione triestina di Tele4. 8.500 sono le persone che hanno dovuto rinunciare al cosiddetto RDC. Vediamo il servizio della nostra redazione. Perché il governo ha detto cancelliamo il reddito, ma nessuno sarà lasciato a casa in qualche modo. Invece mi sembra che ci siano solo nella nostra regione più di 8.500 famiglie che sono rimaste a casa e restano tagliate fuori da qualsiasi misura di sostentamento dal 1° agosto, e tante altre ci saranno nelle prossime settimane, e ci sono zone del paese in cui questi numeri sono molto più alti. Credo che dobbiamo tutti essere preoccupati. Così il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, in precedenza 2 volte ministro allo sviluppo economico con il governo Conte e all'agricoltura con Draghi, da sempre sostenitore della misura del sostegno al reddito. Sono 169.000 le famiglie che a partire da venerdì 28 luglio hanno perso il contributo in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65, come prevede la nuova normativa. A comunicare lo stop è stato l'INPS tramite un SMS. L'ultima rata che hanno percepito è quella del 27 luglio. Patuanelli lamenta in particolare l'assenza di misure alternative da parte dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Mantenga ciò che aveva promesso, no? Aveva promesso corsi di formazione, nuovi posti di lavoro, aveva promesso sostegno a tutti i non occupabili, e dopodiché però non è riuscito a definire quali sono i non occupabili, perché un cinquantenne che non ha figli disabili o disabili a carico in questo momento o che non ha figli minorenni è considerato occupabile. Io voglio vedere chi a 50 anni senza corsi di formazione, senza un periodo lungo di nuovi apprendimenti può ricollocarsi nel mondo del lavoro, e per il governo questa persona è occupabile e quindi non ha diritto a nulla. Il tema è che non ha diritto a nulla, quindi vivrà sotto un ponte e andrà alla Caritas. Servizio di Marco Stabile, che si passerà comunque dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione. Polemiche anche sull'aumento vertiginoso dei prezzi della benzina proprio quando sono iniziate le vacanze, il primo esodo da bollino rosso, non il primo ma insomma un importante esodo da bollino rosso con la benzina che è schizzata in alcuni distributori di benzina a 2,5 euro al litro. Vediamo un servizio di Chiara Gaiani su questo. Sicuramente è un problema che ci portiamo dietro dagli anni. Il periodo estivo e il periodo di Natale sono dove aumentano di più i prezzi. Nelle prossime settimane, anzi i prossimi giorni, ci sarà ancora un aumento del Platz, quindi avremo un aumento di 12-13 millesimi sul prezzo finale, quindi sicuramente per i vacanzieri un costo oneroso per le vacanze che vogliono fare. Benzina a 1,92 €, diesel a 1,73 €. Sono lievitati negli ultimi giorni i prezzi dei carburanti, con la rete autostradale che ha registrato anche i 2,50 € al litro. Colpa del periodo, spiega Flavio Convento, presidente di FIAB Veneto. Le vacanze fanno aumentare la richiesta di carburante e quindi sale il prezzo alla pompa, con i gestori a restare l'anello debole della catena. Sicuramente è aumentato il prezzo del petrolio, sono prezzi non contenuti ma sicuramente che vanno come va il mercato. Rincari che non dovrebbero fermarsi. Nei prossimi giorni per il gasolio si dovrebbe avere un aumento di 0,031 centesimi, per la benzina di 0,013. Dal 1 agosto il governo ha imposto a tutti gli impianti l'esposizione del prezzo medio regionale del carburante. Cartelli su cartelli, la risposta dei gestori. È un obbligo di legge, come tutti gli obblighi di legge noi li faremo rispettare e li rispetteremo. La vediamo in maniera molto negativa, come abbiamo già detto più volte, sicuramente questo creerà solo molta confusione, anche perché i prezzi esposti del prezzo medio regionale sono prezzi che non troveremo su nessun impianto e avremo un impianto con un'ulteriore cartellonistica che creerà confusione all'utente e al consumatore.
Al cittadino consumatore l'invito a stare bene attenti quando si entra nell'impianto e a individuare il cartello con l'esposizione dei prezzi. Sono tante cose che non sono molto chiare, ma che ci auspichiamo che vengano chiarite nelle prossime settimane. Domani ci sarà un tavolo con il Ministero anche per una riforma del settore, che penso che sia una cosa fondamentale per un settore in grossa difficoltà. Traffico intensissimo comunque durante questo weekend di fine luglio, e poi anche i controlli sulle strade, particolarmente quelle caratterizzate da incidenti gravi come la Treviso Mare, le autostrade, e da questi controlli emerge che è sempre troppo diffuso l'uso del cellulare e la guida sotto l'effetto di alcol. Vediamo. Anche dai nostri controlli di polizia locale sono stati ravvisati, fermate persone che erano in stato di alterazione, ma questo è avvenuto soprattutto nelle prime ore della mattina o in tarda serata. Certamente quello che incide sugli incidenti sono proprio questi fattori. L'alterazione, per cui la persona non è più così attenta e così rapida nel reagire quando si trova un ostacolo davanti perché magari non è in condizioni di perfetta lucidità, e quella della distrazione derivante dall'utilizzo durante la guida dello smartphone. Cellulare quindi e alcol, troppo alcol. Che le contestazioni siano in aumento lo conferma anche il comune di Roncade, che con l'inizio della stagione ha incrementato i dispositivi della polizia locale attorno alla famigerata Treviso Mare, tratti secondari compresi. I controlli sono in atto anche nelle nostre strade comunali e provinciali, in servizio anche questa mattina 2 pattuglie della polizia locale. Quello che notiamo è che quando le persone a bordo dei mezzi vedono la presenza delle forze della polizia locale, rallentano, procedono ad una velocità assolutamente inconsueta durante tutto il resto della settimana. Allora, se andiamo più piano quando vediamo i vigili, cerchiamo di andare più piano anche quando non li vediamo, perché pedoni e biciclette ci sono sempre. Rallentare, fa intendere la sindaca, non è certo un favore che si fa alle forze dell'ordine, che proseguono comunque nella loro attività. Soltanto nei giorni scorsi un vertice in prefettura ha aumentato il numero delle pattuglie sulle strade della Marca, non solo Treviso Mare. La Polstrada è in prima linea, così come i carabinieri, che stanno effettuando alcuni posti di blocco. A supporto delle operazioni delle scorse ore anche l'elicottero del 14° nucleo di Belluno. Per il resto rallentamento si sono registrati tra Cessalto e San Stino e sulla 27 in direzione Montagna. Tornando a Roncade, la stretta in corso riguarda proprio i telefonini, più che un fenomeno, una piaga. E anche con la polizia locale, sia di giorni festivi, di giorni feriali, si fanno anche dei servizi di controllo della pattuglia specificamente verso chi utilizza lo smartphone mentre è alla guida, perché è come guidare ciechi. Sindaca di Roncade intervistata da Christian Arboit. Vediamo 2 titoli dal Gazzettino Quotidiano del Nord-Est. Scala da solo e senza protezioni la Tofana, guida alpina precipita e muore. Pochi giorni fa portò Oliver Stone sulla Gazzuoi, è un alpinista molto noto, nativo di Villa Bassa in Valpusteria. E poi l'altra notizia: dopo la rissa in Piazzale Roma, scoppia una rissa in pronto soccorso a Mestre all'Angelo. I parenti di una paziente vanno fuori di loro, poi le botte alla guardia giurata. I sindaci sono sul sentiero di guerra per il PNRR, perché avevano già appaltato dei lavori, avevano già avviato dei progetti che altrove non vengono neanche presi in considerazione, perché in altre regioni i soldi non vengono spesi e vengono anche spesi male, ci sono ritardi nella progettazione. E invece i sindaci veneti sono stati beffati dal definanziamento di oltre 13 miliardi destinati ai comuni in seguito alla rimodulazione di questo piano. Vediamo.
Per noi è un dramma, cioè non è possibile adesso farci fronte con risorse nostre assolutamente, perché 5 milioni sono 5 milioni. È un fine settimana da fiato sospeso per i sindaci veneti e trevigiani dopo l'annuncio di revisione del PNRR fatto dal ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, con il definanziamento di 13 milioni di euro destinati ai comuni, che in questi mesi hanno fatto fronte con risorse proprie agli aumenti legati ai materiali, ma ora rischiano di veder svanire la vera sostanza economica degli investimenti previsti. Abbiamo integrato quei quadri di spesa che pagano il dazio dell'aumento dei costi delle materie prime e adesso sul più bello che i lavori stanno partendo arriva questa tegola. Io mi auguro che provvedano insomma a trovare un rimedio, così come è già stato ventilato in qualche modo, perché non è assolutissimamente accettabile dopo un paio d'anni di lavoro, tempo e risorse messe in pista, arrivare alla linea di partenza e vedere la gara annullata. Nel capoluogo Treviso ci sono in ballo 107 milioni di euro per opere considerate strategiche, dalla riqualificazione dell'ex caserma Salsa al restauro delle mura cinquecentesche. Per noi potrebbe essere veramente una tragedia. Io non voglio pensare che si possa far marcia indietro da questo punto di vista, anche perché ci hanno fatto correre così tanto per arrivare alla progettualità, al definitivo, all'inizio lavori. Dobbiamo rendicontare entro il 2026, Treviso è perfettamente in linea con i tempi dati e io veramente non voglio neppure pensare che ci possa essere uno slittamento. Ci troveremo a dover indebitare i comuni per rispondere comunque a delle esigenze del territorio che avevamo trovato attraverso il PNRR. Solo per il comune di Cessalto si parla di 3 milioni di euro. Che è una cifra esorbitante, è praticamente un bilancio di un anno. Paradossalmente, chi non aveva ottenuto ingenti stanziamenti tira quasi un sospiro di sollievo. Col senno di poi, fino all'altro giorno ero un po' dispiaciuta di non aver preso un contributo PNRR da 5 milioni insieme ad altri comuni limitrofi, che era sulla riqualificazione urbana, e scopro adesso che poi di fatto ora in questo momento non ci sono più, perché facevano sicuramente parte di quei 13 miliardi insomma, che sono stati stralciati di fatto. Ma che si tratti di qualche centinaio di migliaia di euro o di milioni, l'auspicio è unanime. Io spero che lunedì ci sarà un chiarimento su questo, perlomeno per le opere che sono già state insomma, appaltate. Ecco. E restiamo su questo fronte perché i comuni e le province sono in fibrillazione dopo l'annuncio del ministro Fitto di una rimodulazione del PNRR. Sentiamo cosa ha detto ai nostri microfoni il direttore di ANCI e UPI Rapi Cavoli, che parla di ennesimo episodio di scollamento tra ministeri ed enti locali. Dopo la conferenza stampa del ministro Fitto del 27, è chiaro che il giorno dopo, appena letti i giornali o sentite le notizie, i comuni erano tutti a chiedere spiegazioni. E spiegazioni finora senza risposta le hanno chieste al Ministero anche l'ANCI e l'UPI Veneto. Comuni e province in fibrillazione dopo l'annuncio del ministro Raffaele Fitto di rimodulazione del PNRR, operazione che toglierebbe dal piatto fondi destinati ai territori per 13 miliardi di euro, senza dare garanzie sulle fonti di finanziamento alternative. L'annuncio della proposta di revisione fatta dal ministro Fitto ha creato parecchio sconcerto e preoccupazione fra i sindaci. Molti cantieri sono già avviati, ci sono tante gare in corso. È chiaro che una volta che ci sono i contratti già stipulati, il comune deve avere la certezza della fonte di finanziamento e anche dei tempi, perché ci sono i stati di avanzamento dei lavori, cioè ci sono le imprese che devono essere pagate. E in più ci sono tutte le questioni procedurali. Se cambiano le regole in corsa, i comuni non sanno più quale regola applicare. E un'altra questione molto importante, ci sono dei bandi che sono pubblicati in fase di aggiudicazione, i comuni si chiedono se devono andare avanti oppure no. Per non perdere il treno del PNRR, i comuni veneti sono stati rapidi a mettere in campo progetti e avviare iter. Si parla di lavori per 1 miliardo, ora però questa solerzia rischia di trasformarsi in un boomerang. Sono più di 300 comuni che hanno ricevuto piccoli o grandi finanziamenti che si sono attivati perché c'era da rispettare i tempi di aggiudicazione imposti dal PNRR. È chiaro che a questo punto la scelta diventa difficile, perché se ci si ferma con le gare, poi c'è il rischio che se questa rimodulazione non viene approvata così come annunciata, si rischia di non rispettare più i tempi e di perdere il finanziamento. Se invece la gara si va avanti e si continua con l'aggiudicazione, con lo svolgimento dei lavori, bisogna avere la certezza del finanziamento.
E quindi a questo punto quello che si chiede è un chiarimento urgente da parte del governo. In attesa che l'esecutivo dia delle direttive precise, resta l'amarezza per l'ennesima prova dello scollamento tra il centro e i territori. Cambiano i governi, ma a sostanza non cambia. A livello ministeriale dovrebbero tener conto delle criticità o delle esigenze operative che l'amministrazione locale ogni giorno vivono e verificare prima di proporre una modifica normativa quali sono le conseguenze, per poi evitare ogni volta di dover fare delle rettifiche successive, però mandando nel caos tutti gli uffici. Senza l'autonomia succede questo ed altro, come per esempio rispetto ai lupi da abbattere o meno, il Trentino decide autonomamente e noi continuiamo a prendere ordini dallo Stato centrale, e cioè da Roma. Andiamo in pubblicità 2 minuti, poi torniamo di nuovo con la raffica dei furti di cui abbiamo già parlato con Daniela Sizia dal comando dei Carabinieri, e poi anche la veneziana diventata famosa nel mondo per la sua campagna contro le borseggiatrici. State con noi, grazie. Ladri scatenati, abbiamo detto nella prima parte di Focus TG, adesso vediamo dove hanno colpito in particolare nella cintura urbana di Treviso. A Preganziol hanno rubato quasi 50.000 euro da una cassaforte, a Carbonera si sono calati dal tetto. Vediamo. Hanno colpito nei comuni dell'Interland, a Paese, Carbonera e Preganziol, approfittando spesso dei proprietari in vacanza. Ladri scatenati nella seconda parte della settimana sono entrati nelle case armati di flessibile e smerigliatrice. Questo è il loro biglietto da visita. Obiettivo: casseforti e cassette di sicurezza per un bottino di svariate migliaia di euro. A Preganziol i delinquenti hanno battuto la zona di Borgo Verde tra via Livenza e via Tagliamento. Visitata la villetta di un imprenditore, 40-50.000 euro la somma rubata. Sembra che in uno di questi episodi siano intervenuti conoscendo bene dove si trovava la cassaforte, con una flessibile o una smerigliatrice, insomma, che è andata a tagliare il posto dove la cassaforte si trovava e appunto sono riusciti a portarla via. Stesso copione, ma si sono dovuti accontentare di bigiotteria in un'abitazione di via Caldibreda, nella parte in comune di Carbonera. I ladri in questo caso sono entrati dai piani superiori, probabilmente calati dal tetto. Una zona non nuova a Raid, come racconta questo residente di Pezzan, Luigi Mora. Lei è successo più di una volta? Quante volte? Ormai 3 volte qua davanti. Prima un colpo di spalla alle rete dietro col vicino, un'altra volta oscurate le luci fuori, un'altra volta la lampada fuori, un'altra volta da mio fratello la serratura, comunque 3 volte. A Paese 2 i furti registrati, sempre con la stessa tecnica, ma questo non significa che gli autori siano gli stessi. Asportati dei gioielli. Sulle loro tracce i carabinieri, che hanno rafforzato i presidi anche per contrastare i reati contro il patrimonio. I cittadini intanto sono sempre in allerta, sia a Borgo Verde che a Carbonera, zona Pezzana, è attiva la rete del controllo di vicinato, come indicano i cartelloni, ormai parte del paesaggio. Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti e il fatto di evitare alcuni comportamenti che a volte possono essere istigatori, nel senso che promuovere il fatto che si è in vacanza con foto, questo e quell'altro. Ecco, le foto sui social magari meglio metterle quando si torna a casa e non durante la vacanza. E continuano a colpire le borseggiatrici a Venezia, ed è diventata famosa una veneziana che ha lanciato una campagna Stop Pickpocket che è andata su tutti i telegiornali del mondo. Vediamo. Sono state colte in flagranza nei pressi del ponte di Rialto, fermate dai carabinieri non appena con un movimento fulmineo erano riusciti a rubare il portafoglio dalla borsa di un'ignara turista. Le 2 borseggiatrici di origine bosniaca, entrambe minorenni ed entrambe con precedenti specifici, sono state condotte in caserma e denunciate a piede libero per furto aggravato.
Nella stessa mattinata di ieri i controlli antiborseggio interforze coordinati dal nucleo operativo della Compagnia di Venezia in collaborazione con la Polizia di Stato e la Polizia locale hanno portato tra Piazzale Roma e il piazzale della stazione ferroviaria all'identificazione di una ventina di persone, tutte con svariati precedenti penali per furto e furto aggravato, e alla denuncia di 7 per violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia. Sono numeri che testimoniano la proliferazione di bande di borseggiatori e borseggiatrici che, secondo le forze dell'ordine, raggiungono quotidianamente Venezia dai vari campi rom della terraferma. Un fenomeno che in città viene contrastato con l'impiego di pattuglie di militari in abiti civili per individuare i possibili borseggiatori e di pattuglie in divisa per il controllo e l'eventuale accompagnamento in caserma per accertamenti. Attenzione ai borseggiatori, pay attention, pickpockets on board. Diventato anche grazie ai social e all'impegno dei cittadini non distratti un problema all'ordine del giorno, la cui eco ha superato i confini nazionali, la guerra al borseggio a Venezia è un'attività condotta con un impegno quotidiano che solo nell'ultimo mese ha portato i carabinieri ad identificare nelle zone di maggior afflusso turistico circa 50 persone con precedenti specifici. Tra queste 5 sono state arrestate in flagranza di reato, 6 denunciate a piede libero per furto e furto aggravato e 15 denunciate per violazione del foglio di via obbligatorio. Servizio di Filippo Fois, si chiama Monica Poli, la veneziana che ha lanciato questa campagna pubblicitaria, potremmo dire, in cui così lancia un monito ai borseggiatori, alle borseggiatrici, ma soprattutto avverte i turisti che a Venezia si può finire nelle loro grinfie. È una campagna che è finita su tutti i giornali e i telegiornali del mondo. Vediamo. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Pickpocket! Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatori. Decine di migliaia di persone ballano in Belgio sulla voce della veneziana Monica Poli, mixata dal disc jockey brasiliano Alok Akar Pérez Petrillo. Siamo al Tomorrowland, il più grande festival di musica elettronica europeo, ed è l'incredibile testimonianza di quanto sia diventato popolare nel mondo l'urlo di allerta della volontaria dei cittadini non distratti che a Venezia mette in guardia i turisti dai borseggiatori. Attenzione pickpockets! Ela grita isso in italiano. Armata di cellulare, Monica Poli smaschera e filma le decine di borseggiatori che imperversano a Venezia. Le sue pagine sui social contano milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di followers. Di lei parlano giornali e telegiornali di mezzo mondo e ovunque impazzano i video con la sua voce. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatori di Monica Poli è diventata anche metafora sportiva. A New York, per esempio, in un video del canale ufficiale dei Brooklyn Nets, squadra di basket che milita nella NBA, il massimo campionato professionistico statunitense. Attenzione pickpocket! Oppure a Los Angeles con i Superchargers, squadra di football americano della NFL. Attenzione borseggiatrici! In questa telenovela sudamericana, invece, l'attenzione pickpocket viene utilizzato da una ragazza per allontanare un uomo da un locale. Attenzione pickpocket! In Gran Bretagna, usando Autotune, un software che permette di modulare le voci fino a farle cantare, Duke e Jones, un duo di DJ e produttori musicali di Manchester, ha trasformato l'allerta di Monica Poli in una canzone. Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Probabilmente ancora meglio hanno fatto gli olandesi Your Dutch. Borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Borseggiatrici! Attenzione! Nessuna campagna di informazione al mondo avrebbe potuto raggiungere i risultati che ha ottenuto l'attenzione pickpocket di Monica Poli, che a Venezia agiscano diverse bande di borseggiatori è oggi un fatto conosciuto a livello internazionale. Pickpocket! Just for girl! Grazie signora! Beh, questo dà proprio l'idea di quanto grande sia l'impatto oggi dei social. Basta fare personalmente, individualmente qualcosa del genere e si ottiene un successo planetario. Però restiamo a Venezia perché oggi è in corso la visita del Presidente Zaia con il Ministro della Cultura San Giuliano al ghetto ebraico di Venezia. Ci ricolleghiamo con Anna Maria Parisi. A te Anna.
Eccoci, allora la visita è appena terminata, parte di essa, adesso c'è il Presidente Zaia che sta parlando, con noi il Presidente della comunità ebraica Dario Kalimani. Dunque è rimasto soddisfatto, Presidente, della promessa del Ministro? Io ero soddisfatto anche all'inizio, come ho detto, già il fatto che un Ministro della Cultura venga a visitare il ghetto assieme al Presidente della Regione per noi è una soddisfazione e un riconoscimento anche degli sforzi che stiamo facendo per rivalutare questa zona di Venezia, perché come dire, meriti di essere vista, visitata ma anche studiata, che se ne studi la storia, che si capisca la realtà storica di convivenza fra popolazioni diverse che poi si integrano. E la storia anche così come ricordo purtroppo del monumento della Shoah, perché è lì, come mai è lì, quindi siamo soddisfatti sicuramente. Grazie grazie Presidente Kalimani. Ecco il nostro Presidente di Regione, Luca Zaia. Buongiorno Presidente, dunque un incontro da lei fortemente voluto e caldeggiato, questo con il Ministro. Direi che anche sortito gli esiti voluti, nel senso che c'è un impegno da parte del Ministro e non avevo dubbi del fatto di sostenere, diciamo, questo sprint finale per avere il restauro dell'intero complesso di quello che sarà il circuito museale del ghetto, della comunità ebraica, che ci permetterà di vedere 5 sinagoghe o 7, dipende come si vogliono contare, perché 2 sono all'interno di altrettante sinagoghe, e quindi l'opportunità di visitare questo grande museo che ci darà anche uno spaccato della storia della comunità ebraica, delle diverse sinagoghe, la tedesca, la Canton, l'italiana, la ponentina, la levantina, proprio per dare una dimensione di quanto grande sia stata questa comunità, visto e considerato che nasce nel 1516 e da allora insomma, ha intrecciato la sua storia con la storia della Repubblica Veneta. La più grande comunità ebraica esistente, diceva prima il Presidente della comunità ebraica Kalimani. Dunque, Presidente Zaia, adesso avete fatto un po' il punto anche dei cantieri. Lei prima ha detto che il cantiere verrà ultimato a breve, si devono aspettare però che arrivino i fondi da Roma? No, penso che organizzare una visita come questa, come io ho voluto, la si fa con la certezza che il Ministro è con noi, si va avanti in questa direzione. Ho incontrato il Presidente della comunità Kalimani mesi fa e abbiamo parlato in più occasioni di questa difficoltà a chiudere il cerchio rispetto a questi quasi 14 milioni di euro. Oggi direi che l'abbiamo chiuso questo cerchio. Spero proprio che questa volata la si possa fare velocemente nel bene della comunità ebraica, nel bene della comunità in generale, visto e considerato che questo è un centro di riferimento a livello internazionale. Stiamo parlando della più vecchia comunità al mondo. Una timeline di massima ce l'abbiamo? Ma guardi, quei lavori stanno procedendo, adesso chiuse le partite, penso che un anno e mezzo, 2 anni, immagino verosimilmente. I lavori sono iniziati nel 2016 con i 500 anni di storia, direi che si può assolutamente sperare di vedere visitabile e inaugurabile questo nuovo museo. Tra l'altro hanno un patrimonio librario di volumi che è pauroso, è strepitoso, e fra l'altro anche di pezzi d'arte, di tessuti e altro che sicuramente dovranno essere restaurati e digitalizzati nel caso dei volumi, affinché tutti ne possano avere la possibilità di consultarli. Peccato che a noi dalla stampa non sia stato possibile effettuare anche questa visita. Non è stato fatto per scortesia, ma la visita è in un cantiere pieno di anfratti, perché poi sono abitazioni che si compenetrano con le sinagoghe, quindi non è stato facile neanche per una delegazione di una decina di persone. Non voglio neanche immaginare come fosse se ci foste stati tutti voi, però fidatevi, è una bella roba. Grazie Presidente. Prego. Grazie Anna Maria Parisi. E la visita del Presidente Zaia col Ministro San Giuliano a Venezia al ghetto ebraico. Vediamo qualche titolo dal Corriere del Veneto con Francesco Ceroni in regia e Fabio Fagliero. Energia dalle centrali idroelettriche, il Trentino paghi il Veneto, e così sarà, perché è stata approvata una legge fortemente voluta dall'assessore Giampaolo Bottaccin che obbliga il Trentino a contribuire al finanziamento della regione attraverso energia che viene prodotta proprio in impianti del Veneto. E poi la via del mare, contratto ormai vicino, si studia una bretella verso le spiagge.
E vediamo come sono andati i saldi. Sono iniziati il 6 luglio, come sapete, hanno già 3 settimane di vita. I commercianti veneti fanno già un primo bilancio. Vediamo. Come stanno andando i saldi quest'anno? Giornate buone, giornate meno buone. Già da qualche stagione non c'è più la caccia al saldo. Comprano quello che hanno voglia di comprare. Vogliono un vestito, comprano un vestito. Non è come una volta che compravano perché era scontato. Saldi a 3 settimane dal via, è già tempo di fare un primo bilancio. Di partenza timida parlano diversi commercianti del centro storico. Gli sconti si assestano di media al 30%, al 50% finiscono i capi unici o i pezzi che durante l'anno sono piaciuti di meno. Siamo partiti con il 20%, adesso abbiamo aggiunto un 10% su alcune cose, un 20% su altre. Comunque c'è tanto turismo, sì. Tanti turisti sicuramente sì. Ieri e oggi, e come saldo insomma dai, si poteva fare di più sinceramente. Diverse le politiche scelte per i vari marchi, tra chi espone già le nuove collezioni e chi mette comunque in saldo capi inediti. Anche la collezione nuova noi ce l'abbiamo sempre un po' scontata. Quanto si spende più o meno? Ma dipende sempre un po' dalla cliente e dipende dal suo budget. In media comunque dipende sempre anche cosa cerca la cliente e cosa gli viene anche proposto alla cliente. E di solito un budget siamo su un 200 euro, farla grande. Se il weekend per tutti registra un aumento di fatturato anche grazie al turismo, la corsa al saldo ad oggi ancora non si è registrata. Di avvio discreto parla Confesercenti, non ancora sufficiente per superare la crisi dei consumi. Diciamo che io aspetto poco per acquistare, però approfitto ulteriormente per acquistare durante i saldi. Mi accorgo molto spesso che aumentano il prezzo e poi lo scontano. Questa è la sensazione che mi danno, a meno che non ci siano negozi, quelli stabili, quelli monomarca, quelle cose là. Gli altri negozi non ci credo tanto. Ho preso delle maglie, dei pantaloni, delle ciabatte e della roba intima. Cose necessarie? Necessarie, sì. Una giacchetta per la pioggia. Cerchiamo di guardare sempre con oculatezza, insomma, quello di cui si ha bisogno per non accumulare. Una volta si rincorrevano i saldi con più verve, diciamo, adesso con più moderazione, proprio insomma, guardando il prodotto che serve. E un brutto segnale arriva dalla PIL, vediamo il Corriere della Sera, titolo in prima pagina, un calo a sorpresa, meno 0,3% nel trimestre, l'inflazione scende ma la spesa costa di più, per non parlare della corsa del prezzo della benzina e per non parlare poi dell'aumento dei tassi di interesse voluto dall'Europa, che si riflette poi sui mutui, sugli affitti, insomma sulle tasche dei cittadini. E su questo sentiamo cosa che testimonianza ha raccolto Lucio Zanato in uno dei tanti mercati del Veneto. Già aumentare i prezzi. Sì, ma non per il fatto del disastro che sta di succedere, tempesta. La gente compra lo stesso però. Che tocca, meno però che tocca. Moltissimo. E allora i pensionati come fanno? Si devono arrangiare a accorciare le loro liste della spesa. Prima dovevo prendere l'olio qua da una bottega, dentro sono aumentati di 3 euro al litro. La gente non sa più come comportarsi. Ma rispetto a Giorgia sono più alti e più bassi qua. Va bene. Qui normale, lì da noi più alti. Con meno potere d'acquisto compra meno, logicamente aumenta tutto, la situazione è questa, avendo anche meno soldi la gente compra meno. Ma secondo lei poi la gente va in ferie lo stesso? Sì, perché la gente cambia la maniera di spendere i soldi, li spende giustamente più in divertimento e più in vacanza. Stiamo calibrando, mentre prima magari un paio di chili, un chiletto. Secondo lei la gente andrà meno in ferie perché sono aumentati i prezzi? No, avanti. Penso di no. D'altra parte li aspettiamo per un anno, si sacrifica un po' di qua, un po' di là, si rosicchia un po' là, però qualche giorno di ferie sì. Sì, perché c'è tanta gente in giro. Penso proprio di sì. Nonostante che per le tasche ce ne sono pochi. Quindi insomma la gente alle ferie non rinuncia?
Scusa. La gente alle ferie non rinuncia? No, neanche io non rinuncio. Ma da ex bancario lei ha visto qualcuno che ha fatto il mutuo per andare in ferie? Sì, venivano in banca a chiedere per la ferie anche di dicembre e anche quelle estive. Insomma, alle ferie non si rinuncia? No, è una cosa che praticamente uno dice, sono arrivato fino qua, lasciami almeno da fuori le scatole una settimana, 2. E insomma ci sono anche rialzi nei prezzi dei ristoranti, dei bar, ormai siamo rotti a tutte le esperienze per via dell'inflazione, del caro vita, e nei ristoranti però capita anche che ci siano dei lavoratori in nero, e la Guardia di Finanza lo ha scoperto in un ristorante di Zanè. Lavoravano in maniera irregolare numerosi dipendenti, tra cui anche un clandestino. Zanè, chiusura del locale e una maxi sanzione amministrativa di 15.000 euro. È il severo provvedimento adottato dagli uomini della Guardia di Finanza di Vicenza nei confronti di un ristorante di sushi dopo aver rilevato una serie di infrazioni legate all'impiego di manodopera in nero. Il controllo congiunto di finanzieri e funzionari dell'Ispettorato del Lavoro di Vicenza ha accertato la situazione irregolare di 5 dipendenti su 12 dell'esercizio pubblico. 3 tra lavapiatti, cuochi e camerieri erano privi di qualsiasi documentazione, 2 dei quali al lavoro senza aver prorogato il contratto. Su un lavoratore extracomunitario impiegato, sprovvisto del permesso di soggiorno, gravava inoltre un decreto di espulsione della prefettura di Biella, motivo per cui è scattata la denuncia per inosservanza dell'ordine di allontanamento, e denunciato anche il titolare del ristorante per impiego di manodopera clandestina. I vandali e i writers non si fermano nemmeno davanti ai monumenti storici. Ancora una volta è stato imbrattato il ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. Ci colleghiamo con Alex Giuliano. La settimana inizia male per quello che riguarda il decoro sul Ponte Vecchio di Bassano. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. La location non ha bisogno di presentazioni, siamo sul Monumento Nazionale qui a Bassano del Grappa, dove vi dicevo la settimana è partita col piede sbagliato. Perché? Perché alle ragnatele e alle problematiche che affliggono da tempo il Ponte Vecchio, e che insomma sono diventate quasi oggetto di curiosità dei turisti che vengono, passeggiano sul ponte e scattano selfie, fotografie inerenti insomma allo stato di incuria in cui si trova la parte superiore del Ponte Vecchio. Ebbene, questa mattina ci hanno contattato in tanti per segnalarci 2 atti vandalici sul ponte, da poco ripulito, da poco ristrutturato nella parte diciamo che riguarda le balaustre. Come potete vedere siamo insieme a Renzo Rigon proprio sul Ponte Vecchio, dove presumibilmente con un taglierino, con un coltello, con un oggetto appuntito è stata scrostata la vernice in 2 punti di questa balaustra, in 2 punti appena ripuliti, appena ristrutturati. Avete visto il primo episodio vandalico, questo è il secondo. Chiaramente scrostare la vernice risalta ulteriormente quelle che sono insomma, le ripercussioni di quest'atto anche dal punto di vista proprio dell'impatto cromatico. E allora tanti turisti, tanti bassanesi si sono detti profondamente indignati. Il Ponte Vecchio sembra davvero non trovare pace per quello che riguarda il rispetto che merita un monumento come questo. E allora noi, in attesa di visionare, che le autorità prendano visione delle telecamere di videosorveglianza proprio per individuare i colpevoli, vi salutiamo, vi restituiamo la linea da un Ponte Vecchio ancora una volta purtroppo oggetto di atti vandalici che vanno a deturpare quello che è uno dei punti, uno dei monumenti, uno dei passaggi d'obbligo per quello che riguarda il turismo in città. Eccoci qua di nuovo, vediamo anche una notizia dal giornale di Vicenza: risse, aggressioni, furti e pregiudicati, chiuso per la 4ª volta
il Barosi. Poi c'è anche una notizia che riguarda i vandali. Lungo il Brenta distruggono le sculture, gesto da infami. Un ultraleggero è precipitato in fase di atterraggio all'aeroporto di Asiago. Sono rimasti feriti 2 occupanti. Tanta paura a mezzogiorno di questo sabato per un aereo ultraleggero Tecnam 2002 precipitato in fase di atterraggio in un prato circa 500 metri prima della pista del Romeo Sartori. Feriti il pilota, un 50enne di Brunico, e il passeggero, 59 anni di Bolzano. Il velivolo doveva atterrare all'aeroporto di Asiago quando, per cause ancora da chiarire, il pilota ha perso il controllo del mezzo. Avrebbe cercato di evitare il bosco perché le conseguenze sarebbero state drammatiche per i due. È riuscito a finire in mezzo a una radura in zona Gashtag. L'ultraleggero è andato distrutto, gravi 2 occupanti, anche se non sarebbero in pericolo di vita. Il pilota è stato trasportato con l'eliambulanza al San Bortolo di Vicenza con fratture multiple, mentre il passeggero si trova all'ospedale di Asiago. Sul posto i vigili del fuoco del locale di staccamento assieme ai carabinieri per i rilievi. L'area è stata limitata e l'aereo posto sotto sequestro. Grande festa ieri in Pian del Cansiglio per i 50 anni della Trevisani nel mondo. La manifestazione, con la messa celebrata dal vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, è stata seguita in diretta da Antenna 3. Vediamo. Una storia di solidarietà, amicizia, partecipazione lunga 50 anni, quella della Trevisani nel mondo, e che affonda le radici in una storia ben più lunga, quella dell'emigrazione trevigiana in tutti i continenti. I figli, nipoti e pronipoti di quegli emigranti partiti, come si diceva allora, a catar fortuna, si sono ritrovati sul Pian del Cansiglio per la 30ª edizione del Cansiglio Day. Prima la sfilata, la banda, poi la messa celebrata dal vescovo Tomasi, che ha sottolineato come la fede sia stata il fondamento anche della nostra emigrazione. Certo era la miseria, certo era la povertà, ma quelle sono state le molle, invece la forza che ha permesso di fare tutto questo muoversi coraggioso, onesto e leale è il grande sogno messo dentro nei nostri cuori dall'amore di Dio, quel sogno di felicità e di poterci prendere di cura di noi e dei nostri cari. E questa è la grande molla che fa in modo che poi queste persone si sentano unite. In molti sono tornati per l'occasione nella terra dei propri avi, dal Sud America, Canada, Australia, Germania, Svizzera e Belgio, storie di vita e anche di tragedie dell'immigrazione. Io ero col mio papà in Belgio, sono stata 8 anni, mio papà è morto al Bois du Casier a Marcinelle, e però l'hanno ritrovato dopo 16 mesi, l'abbiamo portato qua a Mareno. Ecco, l'emigrazione per lei che cosa ha significato? Ma guardi, io non posso dire, ci chiamavano macaroni, abitavo nelle baracche. Mio papà aveva lavorato in questa miniera. E suo papà da dove veniva? Da Grespano del Grappa, ma già emigrato nel 1927. Parlano il dialetto con tutti gli accenti del mondo, altri non lo ricordano quasi più, ma non per questo hanno perso il legame con la terra d'origine, e così oggi la festa della Trevisani in Cansiglio, oltre che su Antenna 3, l'hanno vista in streaming in tutto il mondo. Mia figlia mi ha mandato un WhatsApp message e mi ha scritto: "Hello, I saw you were on TV too yesterday, and I'm so anxious, so excited." Che in Australia. In Veneto cosa vuol dire? Sono così contenta. Sono contenta Maria che in la sorella Gloria, che tutta l'Australia vede e sa cosa che sono venuti qua a partecipare. I'm very excited. E dal tendone della festa si leva un saluto a tutti i trevisani nel mondo. Ed è giusto soffermarsi sull'emigrazione dal Veneto in altri paesi, perché si parla spessissimo oggi di immigrazione di migranti che arrivano in maniera incontrollata in Italia, ma ci si dimentica delle sofferenze dei tanti veneti che sono andati all'estero a catar fortuna, come ricordava Marta Marangon. Sentiamo cosa ha detto sugli immigrati dal Veneto il sindaco Mario Conte.
Questa è una bella sorpresa, il fatto che ci siano tanti giovani discendenti di emigranti che ci chiedono di poter tornare a visitare il nostro territorio e i luoghi da cui sono partiti i loro antenati è un segnale forte dell'attaccamento che c'è per questa terra trevigiana, per questa terra veneta. I valori di quei trevigiani che lasciarono più di 100 anni fa la terra d'origine, che continuano a vivere nei loro discendenti, valori di solidarietà, rispetto, dignità, che talvolta qui si sono persi. Al loro recupero si richiama anche il sindaco di Treviso. Dobbiamo recuperare quei valori di trevigianità, quel legame con la nostra terra, alle nostre tradizioni, perché è evidente che quei valori hanno fatto grande questa terra e noi oggi dobbiamo davvero aggrapparci a questi valori, che sono valori importanti di impegno, di sacrificio, di solidarietà, di fratellanza, che poi erano anche quei valori che richiamava sempre Don Canuto Toso. Ecco allora che l'emigrazione trevigiana al centro del Consiglio Dei volge uno sguardo ai nuovi fenomeni migratori di oggi, quello dei giovani, magari laureati, che vanno a lavorare all'estero, ma anche di chi arriva in Veneto, che da terra di emigranti diventa terra d'accoglienza. Stiamo vivendo un periodo dove c'è chi parte, ma c'è anche chi arriva e dobbiamo far tesoro di quello che è stata la storia della nostra comunità proprio per non commettere gli errori del passato. C'erano due Conti, Mario Conte e Franco Conte, che è il presidente dell'associazione che riunisce i trevigiani nel mondo. Vediamo un titolo dal Mattino, no, dalla Tribuna di Treviso: caso di dengue a Motta di Livenza, disinfestazioni entro 200 metri dalla casa della donna colpita. E qui parliamo di zanzare, quindi dengue e anche la West Nile, bisogna fare una certa attenzione. Andiamo in pubblicità, torniamo tra 2 minuti, grazie. Purtroppo c'è anche l'impennata delle rette delle case di riposo, sono costi che gravano sulle famiglie e circa la metà dei pensionati non potrebbe permettersi da solo il ricovero in queste strutture. È emersa una situazione difficile perché ci troviamo con una possibilità di accoglienza da parte dell'anziano nelle case di riposo che adesso in qualche misura è stata ripristinata, però abbiamo problemi di costi della struttura che sono a volte insostenibili. Costi insostenibili considerato il basso reddito dei pensionati. In provincia di Treviso il 44% di loro riceve una pensione tra i 1.000 e i 2.000 euro al mese. Nessuno di questi potrebbe quindi permettersi di pagare le rette delle case di riposo, sia pubbliche che private. Troppo alte le tariffe giornaliere. La tariffa applicata è quella prevista dalle convenzioni, che prevede un contributo da parte della Regione qualora il soggetto abbia delle inabilità, che più o meno è metà del costo della tariffa, sapendo che la tariffa mediamente per un ricovero viene all'incirca sui 3.000 euro. La ricerca evidenzia che in media un anziano paga una stanza con 2 letti dai 51 ai 65 euro al giorno, al netto della quota a carico del sistema sanitario. Rette che ricadono necessariamente sulle famiglie. Se non hanno la condizione di grave inabilità per cui usufruiscono del contributo regionale, intervengono i familiari laddove ci sono, altrimenti interviene la struttura comunale, sapendo che anche questi hanno a volte delle risorse limitate e quindi si accentua ancora di più un problema rispetto alle amministrazioni pubbliche che si trovano a volte a dover affrontare costi problematici per le loro finanze. Preoccupazione di fronte a questi dati da parte di CISL. Non abbiamo un sistema che garantisce la tutela delle pensioni dall'aumento dei costi della vita e quindi possibilità di aumenti ce ne sono ben poche. E in più presumiamo che ovviamente anche i costi della sanità aumentino e quindi il divario tra la capacità di far fronte a queste spese e i redditi che i pensionati percepiscono si amplia sempre di più. Ancora scontro a Bassano del Grappa sulla vicenda Baxi Pengo dopo il voto che ha bocciato l'ampliamento di questa zona dal punto di vista industriale e ovviamente grande soddisfazione tra i residenti che non volevano
che fosse tolto del verde a queste zone, ma anche la preoccupazione di chi dice ci vanno di mezzo però i lavoratori. Vediamo cosa dice il consigliere comunale Pietrosante sulla spaccatura della maggioranza. Manzoni diceva adelante con Iuisio, avanti con prudenza, cioè la frase che nei Promessi Sposi il cancelliere spagnolo di Milano rivolse al proprio cocchiere. Gianluca Pietrosante, consigliere comunale di maggioranza, modernizza i versi manzoniani e li inasprisce per descrivere il momento delicato dell'amministrazione Pavan. Avanti con prudenza, sì, ma... In vista anche dei prossimi importanti appuntamenti della città, penso al Piano Mar, penso al Genius Center, penso al Caffè Italia, no? Se insomma dovessimo incorrere ad altre crepe come quella che è successo giovedì, dobbiamo allora guardarci negli occhi e capire se è veramente fattibile. Insomma, avanti sì, dice Pietrosante, ma da qui a fine mandato non saranno ammessi altri passi falsi, altrimenti l'esperienza di questa amministrazione finirà prima della sua naturale scadenza. Bisogna concludere questo mandato, ma non che si usi a pretesto certe problematiche della città per magari certe ambizioni, insomma, partitiche o personali. Ecco, spero che non sia questo, perché le dichiarazioni di Forza Italia in sede di dibattimento del Consiglio Comunale sono state, a mio dire, e a dir poco, surreali. Tante volte la maggioranza in questi 4 anni non ha trovato una quadro su qualche provvedimento in Consiglio Comunale, magari di minore entità e di minore importanza, senz'altro. Però su questo tema, cioè della questione San Lazzaro, Baxi Pengo, che era uno dei temi cruciali, importanti da qui a un anno, cioè alla fine del mandato, che la maggioranza si trovi spaccata per colpa di Forza Italia, perché questo è un dato di fatto, e per colpa di magari qualche fuoriuscito dalla Lega, ma soprattutto Forza Italia, insomma è un dato che deve far riflettere. Dunque, adelante con Iuisio, almeno fino al prossimo Consiglio Comunale. Adelante con Giuiscio, tenendo conto delle esigenze e delle speranze dei cittadini dell'una e dall'altra parte, ma anche di coloro che lavorano nelle imprese, nelle industrie del Veneto. Da agosto spariranno le vecchie cabine telefoniche. La Telecom lo ha fatto sapere con dei comunicati appesi, dei cartelli appesi alle cabine. Vediamo. Una frase che tra pochi giorni sarà solo storia, perché anche nella Marca spariranno le cabine telefoniche pubbliche. L'annuncio la Telecom l'ha appeso da diverse settimane e, seppur in linea con la modernità dei cellulari, lascia un po' di malinconia a chi, dentro quegli spazi ristretti, ha consumato gettoni, ma soprattutto ore della propria vita. Se io le dico cabina telefonica, che ricordi gli vengono in mente? Bellissimi, i gettoni, le telefonate al moroso, bellissimo. Le telefono e intanto penso a te. Ed è l'amore che si abbina maggiormente ai ricordi del telefono a gettoni, quando non c'era ancora il telefonino e la bolletta la pagava papà. Qualche morosa a cui telefonavo da una cabina telefonica, perché essendo fuori comune, anzi fuori lo 0422, per non vedere sulle bollette telefoniche le interurbane, andavo su una cabina telefonica. Se no poi il papà diceva qualcosa. Sì, il papà si arrabbiava e diceva: ma chi è che telefona sempre in giro? Dopo l'amore, che comprende anche le telefonate durante il servizio militare, il ricordo più forte di quelle stanzette rosse è al mare. Perché insomma la cabina poi serviva per andare a telefonare alle amorose? Sì, in effetti sì, soprattutto, ma non solo. Soprattutto al mare ricordo che le cabine telefoniche avevano un ruolo ancora più importante. Senta, ma adesso che le levano, secondo lei è finita un'epoca? Beh sì, ma è finita ormai da un pezzo quest'epoca. Il bravo sociologo Vittorio Filippi ci azzecca, perché quando finisce un capitolo diventa storia e la storia viene raccontata alle nuove generazioni. Non ti hanno mai raccontato niente delle cabine telefoniche? Mia mamma sì,
e anche mio nonno. Cosa ti raccontavano? Mi raccontavano che c'erano i gettoni, che dovevi andare là per le chiamate, se ti finiva il gettone o ne avevi un altro oppure niente, cioè ti arrangiavi. Ora è tutto più veloce, più semplice e forse per questo anche senza emozione, quella che ti prendeva magari per una telefonata tanto attesa, ma non in quel momento. Buonasera, dottore. Sì, mi dica. Ma ce l'ha la storia dell'amorosa? Meglio non raccontarla. Tutti le abbiamo e abbiamo a casa i gettoni e tanta nostalgia, ma bisogna andare avanti, cosa dice? Bel servizio nostalgico di Lucio Zanato sulle cabine telefoniche che spariranno in agosto. Nozze d'argento per il Pelmo d'Oro, un importante premio per coloro che fanno della montagna una scelta di vita, è giunto alla 25esima edizione. Un video dedicato al compianto Giovanni Viel. Si è aperta così la 25esima edizione del Pelmo d'Oro, di cui Viel fu a lungo il conduttore. Passaggio poi delle consegne tra Vigo di Cadore, dove ebbe luogo un anno fa, e l'ospitante San Tommaso a Gordino. Passaggio del testimone da Vigo di Cadore a San Tommaso a Gordino, è un dolometto, quindi un segnavia, e deve essere la via della cultura della montagna bellunese, quindi da Vigo di Cadore a San Tommaso a Gordino. Noi, gente di montagna umile, questo piccolo comune con 600 abitanti, è stato veramente un grande premio, un'emozione, ma lo abbiamo fatto orgogliosamente perché ci teniamo a questo territorio e ci teniamo molto a questo premio. Pelmo d'Oro che fu inventato 25 anni fa da Oscar De Bona, allora presidente della provincia, e da Roberto De Martin, già presidente nazionale del CAI e in quel momento direttore di Confindustria. Proprio a loro è stato consegnato il premio speciale di questa edizione. È nato un ragionamento durante una riunione su altri argomenti. Mi disse: Presidente, dovremmo studiare un qualcosa per far parlare, non bisogna solo dire che c'è il 44% delle Dolomiti in provincia di Belluno, bisogna studiare una proposta, un'idea. Parlando con Roberto De Martin diceva che una cosa fatta bene, senza gelosie, senza invidie, ha portato a questi risultati. De Bona, che poi dal palco ha chiamato in causa il presidente della regione, che mai ha preso parte alla manifestazione. Il nostro presidente della regione ha perso l'occasione di passare una bella giornata in montagna. Se lui veniva qua, ricaricava le batterie, si toglieva un sacco di problematiche, dei problemi che ha giù nella bassa, e sarebbe stato meglio. Gli altri premiati sono stati Santiago Santi Pedros per l'alpinismo in attività, Alessandro Masucci per la carriera alpinistica, Zandonella Callegher per la cultura alpina, l'Alpine Club di Londra, cui è andato il premio speciale Dolomiti UNESCO, e infine Silvana Robis, alla cui memoria è stato assegnato il premio speciale Giuliano De Marchi. Il Pelmo d'Oro vuole essere anche un riconoscimento, un atto di gratitudine verso queste persone che l'hanno esaltata, ma al tempo stesso anche un'occasione di riflessione per cercare di evidenziare le potenzialità e la forza della nostra montagna. Servizio di Cristiano Fioravanzi, di Fabio Fioravanzi, Fabio Cristiano Fioravanzi. Grazie a tutto, ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.